Io sono Paolo Evangelista e sono uno dei 2 soci, di Opus Apis. Arriviamo da tutt'altro, nel senso che io sono un ingegnere gestionale e ho avuto un'agenzia di comunicazione per tanti anni, poi a un certo punto, nei vari progetti siamo entrati in contatto con il settore dell'agricoltura della regione del Veneto. Da lì è nata un po' una sfida, abbandonare la cultura per avvicinarsi alla natura, e abbiamo deciso di intraprendere questo piccolo percorso con cui è nato sostanzialmente Evangelista Mieli, cioè l'azienda agricola che abbiamo. Opus Apis è un'azienda che produce e trasforma prodotti dell'alveare, ma li utilizza all'interno di altri prodotti che sono prodotti da forno o derivati dei prodotti da forno. Pensare all'opera delle api, appunto, a quello che è l'alveare, a quello che è questo superorganismo come modello per poter tessere delle relazioni, creare una rete in funzione di tutto quello che potrebbe essere un concetto diverso di gestione della reciprocità. Le api nella nostra regione, cioè nel Veneto, hanno una valenza molto importante. Innanzitutto dobbiamo vedere da un punto di vista geografico una diversificazione, perché avendo sia il mare e le montagne gestiamo, no, da un punto di vista proprio dell'allevamento dell'insetto, delle situazioni molto differenti. Questo significa cosa? Avere fioriture diverse, avere periodi di fioriture diverse, avere anche mieli diversi. Quindi nel panorama proprio della possibilità, parlando semplicemente del miele e non parlando degli altri prodotti dell'alveare, si riescono ad avere, no, delle produzioni che, legate alle fioriture, ci danno i mieli monoflora. L'apicoltore di per sé porta a un avvicinamento il più possibile delle api alla fonte nettarifera, quindi alle fioriture che si vogliono fare, e poi attraverso una tecnica vera e propria le aiuta a produrre il miele monoflora, altrimenti loro produrrebbero il millefiori. Il miele millefiori è un po' il terroir, cioè quello che ogni territorio è diverso. Se parliamo di Treviso, se parliamo di Vicenza, parliamo di Bassano, parliamo di Venezia, ogni territorio ha un miele millefiori completamente diverso dagli altri, che sono proprio lo specchio reale del territorio e quindi delle fioriture che ci sono in quel posto. Come esempio possiamo portarne 2: il miele di alta montagna, cioè il millefiori di alta montagna, e il millefiori di pianura. Questa è una prima distinzione. L'altra potrebbe essere quella più legata a, non lo so, la campagna trevigiana, piuttosto che il litorale veneziano, dove si fa il miele millefiori di Barena, dove c'è appunto questo fiore molto particolare che è l'acqua che dà un sapore salmastro, dove poi invece andiamo a trovare una dolcezza completa quando andiamo a fare un millefiori di pianura. La cosa divertente dell'essere come Evangelista Mieli fattoria didattica e di poi collaborare in questo senso attraverso Opus Apis e fare la didattica vera e propria è stata quella di avere un bambino che era assolutamente terrorizzato dalle api e che a un certo punto, un po' alla volta, si è avvicinato sempre di più, finché mi è arrivato sotto e è venuto lì proprio a fianco all'arnia e non voleva più andare via. Ha vinto questa paura, e questa è stata chiaramente una soddisfazione per noi dal punto di vista didattico, nel senso di non aver intimorito questi bambini, no, facendo vedere un insetto che il più delle volte magari può diventare difficile da approcciare, ma lui ha vinto proprio questa paura, tanto che poi è ritornato in un'altra occasione con i genitori a vedere e a fare il percorso di alveari aperti, che è la giornata che noi dedichiamo alle famiglie e ai gruppi, appunto, che spontaneamente vogliono venire a vedere la nostra azienda. Il prodotto che personalmente preferisco per quanto riguarda il miele è il miele di Tarassaco, che da 3 anni non riusciamo più a fare. Perché? Perché la stagione è cambiata, quindi diventa sempre più difficile produrlo, in quanto le api non sono pronte nel momento in cui c'è il fiore di Tarassaco, oppure il fiore di Tarassaco anticipa, no, la fioritura, e di conseguenza arriviamo tardi. Mi piace perché è proprio un miele che non è dolcissimo, è quasi un miele amaro, e questo un po' mi caratterizza dal punto di vista proprio degustativo.
non è facile da fare. Diciamo che in purezza si riesce a fare sempre dove ci sono grandi campagne. Il secondo prodotto è un crumiro, che è un biscotto, che è una sorta di frolla che ha la caratterizzazione attraverso il miele di castagno. Cosa significa? Significa che la parte zuccherina è stata in parte ridotta per aggiungerci invece il miele come materia prima. Questo ci ha sorpreso nel momento in cui siamo arrivati al prodotto finale, perché era molto ben caratterizzato e si sentiva, e si sente tuttora, proprio il miele di castagno. Chi lo conosce lo sente addirittura al naso, sente il profumo di questo miele che è molto caratterizzato da questo punto di vista. E quindi la soddisfazione è stata proprio quella di riportare in tutto e per tutto quello che era la materia prima, cioè il miele di castagno, senza fargli perdere nessun tipo di caratteristica, mettendolo all'interno di un biscotto. Poi aggiungici che il miele e tutti gli altri prodotti sono biologici, aggiungi che sono anche senza glutine e senza lattosio, capisci che questo diventa una frolla che si può usare in qualsiasi momento del giorno, ma che possono degustare quasi tutti, diciamo, la gran maggioranza delle persone, anche chi appunto ha difficoltà come me legate alla celiachia o ad altre problematiche alimentari. Perché si dice: se le ave becca, la campagna non si secca. Il proverbio veneto ci fa capire che dove le api lavorano la campagna non è arida, e questo ci dà un'idea di quanto esteso possa essere la loro attività e il beneficio che le api portano nella campagna. Pensiamo semplicemente a questo: da dove c'è l'Arnia, per circa 3 km di distanza, le api possono andare a bottinare e a creare biodiversità. Questo ci dà un'idea di quanto vasta possa essere per un insettino che è 1,5 centimetri la distanza e l'operatività e il bene che possono fare sul nostro territorio. Un ringraziamento e un saluto ai fiori di Treviso Tiramisù, e ricordiamoci che chi non lavora non mangia.